Un grand mandi a tutti e un grande saluto a tutti. È aperta la raccolta di firme elettorali, anzitutto a sportello anagrafico comunale in tutti i municipi della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla nostra proposta di legge regionale a iniziativa popolare per dimezzare le 4 ex province e anche i loro costi, previo referendum consultivo sulle modifiche dei loro confini a seguito della nostra proposta di fusione ex provinciale a 3 tra Gorizia e Pordenone e Udine, per giungere alla piena unità territoriale e istituzionale di tutto il Friuli, inserito in sistema geopolitico binario con Trieste. Riteniamo necessario illustrare meglio alcuni punti principali della nostra proposta di legge. Il secondo articolo prevede le funzioni che i 2 nuovi enti di area vasta eserciteranno. Si tratta solo di potere amministrativo, ma da qualche parte bisognerà pure incominciare. Tali funzioni amministrative sono molto estese e riguardano tutte le competenze regionali. La nostra proposta legislativa a iniziativa popolare è rimasta ancora molto all'avanguardia. Risulta maggiormente ampia rispetto all'ultimo emendamento legislativo apportato all'attuale legge regionale F-VG 7 del 2026, che ha ripristinato le 4 vecchie province. Le funzioni proprie dei nostri 2 enti locali di area vasta, che le vecchie province vogliono superare, sono quelle esercitate dalle province nella restante parte della Repubblica Italiana, ovverosia nel sistema regionale generale dotato di autonomia ordinaria. Le funzioni delegate sono quelle ulteriori attribuite materia per materia dalle singole leggi regionali di settore. All'ultimo comma quarto, una fondamentale regola generale a statuto speciale invariato dopo la legge costituzionale 1 del 2026, in ossequio a un generale principio di sussidiarietà verticale, prevede il trasferimento a entrambi tali nuovi enti locali di area vasta di tutte le funzioni amministrative intermedie che non risultino inscindibili e quindi di permanente competenza regionale o di prossimità e quindi di basica attribuzione necessariamente comunale. Tale clausola residuale risulta quindi prevista a favore di entrambi i nuovi enti locali di area vasta. La regione autonoma deve tornare a essere un ente legislativo di alta programmazione e coordinamento. Attualmente l'amministrazione regionale necessita di una cura dimagrante. Anche il Friuli, tutto il Friuli, dal Livenza al Timavo, merita un ente territoriale esponenziale. Quando avremo finalmente riunificato tutto il Friuli, allestiremo nella piazza del capitolo di Aquileia un grande tendone, climatizzato o riscaldato a seconda della stagione, sotto al quale i friulani torneranno ad accapigliarsi tra loro. Ma prima, se non vogliamo scomparire, bisogna evitare che il Friuli rimanga una mera espressione geografica, oltretutto misconosciuta. Questo è il momento di lavorare, non per ridurre il Friuli a uno spezzatino, ma per riunirlo. Dicevano ai tempi del terremoto 1976 in Friuli: un modon paromp e o tornarin a plomp. Se anche solamente una cinquantina di elettori regionali firmassero la nostra proposta
In un centinaio di comuni della regione saremmo già a cavallo. Sono il primo dei promotori, l'avvocato Luca Campanotto del Foro di Udine, e ho firmato questo 7° comunicato stampa in data 10 agosto del 2026. Ancora una volta abbiamo dovuto prestare il nostro canale al comitato dei promotori della proposta di legge regionale a iniziativa popolare per la istituzione di 2 soli enti locali di area vasta, intermedi tra Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e comuni, uno per il Friuli e uno per Trieste. Ricordo che il testo della nostra proposta binaria è pubblicato sul sito web www.friuli-trieste.org. Grazie a tutti per l'attenzione e soprattutto passaparola dappertutto.